Beh, questo reparto ha una storia lunga, perché è nato nel 1983 addirittura, qui proprio ad Auronzo, su iniziativa dell'allora primario di medicina, il dottor Mongillo, che è un personaggio storico della sanità cadorina, auronzana, insomma. E lui decise di aprire un pezzettino del reparto di medicina, chiamandolo sezione di alcologia, in relazione proprio alle molteplici esperienze che aveva fatto durante il suo lavoro e continuava a fare durante il suo lavoro di medico e di primario in medicina. Allora, da quel tempo, naturalmente, molte migliaia di persone e quindi di famiglie provenienti da ogni parte d'Italia hanno avuto modo di conoscere questa struttura e pensare e toccare con mano la possibilità di modificare il proprio stile di vita e di affrontare i problemi molto gravi che le persone, le famiglie con i problemi alcol correlati vivevano e vivono. Venivano e sono sempre venuti da molte parti d'Italia perché esperienze di questo tipo sono più rare delle mosche bianche praticamente. Quindi era ovvio che noi nel giro di pochi anni siamo diventati un punto di riferimento regionale e nazionale e poi definito anche, non da me chiaramente, ma un'eccellenza da parte di chi dalle strutture, no? Dalle situazioni varie provenienti sì, indicative delle altre regioni, che un po' alla volta si allargava anche la conoscenza, insomma. Qui ha significato formare nel giro di poco tempo un'equipe espressamente dedicata e quindi era necessario fare una formazione specifica perché si doveva acquisire comunque una abilità e una umanità nell'accogliere le persone che non venivano qui cantando le lodi del Signore come si diceva una volta, ma chiaramente molto spaventate, molto arrabbiate magari con i propri familiari, in difficoltà, con problemi magari anche di tipo fisico, sanitari, affrontati da anni, però mai risolti pienamente, perché se una persona continua ad usare l'alcol, chiaramente anche le problematiche non possono risolversi. E conoscendo soprattutto le famiglie che stavano facendo questo tipo di esperienza. E questo credo un insegnamento anche a chi pratica e chi si occupa anche delle sofferenze delle persone e quindi sceglie un mestiere di aiuto, una professione di aiuto, pur avendo in mente che molto spesso le persone, le famiglie che sono arrivate qui si portavano dietro anche uno stigma. No? E per molto tempo noi sappiamo uno stigma molto negativo naturalmente, quindi quasi persone da non prendere tanto in considerazione, addirittura da emarginare. Ecco. Qui un po' alla volta si è imparato che non era questa la strada giusta, ma la strada giusta era quella della consapevolezza, della responsabilità delle scelte e quindi anche della possibilità in prima persona di mettere mano alla propria esistenza, al proprio modo di vivere, perché la parola chiave di questi decenni di lavoro è stato cambiamento. Il cambiamento, quindi il cambiamento nelle attitudini, nei pensieri, nei comportamenti, nelle scelte di vita. Chiaramente non sempre è andato bene, perché adesso io non so, credo circa 10.000 persone saranno passate in questi anni in queste mura, più o meno ristrutturate anche, anzi ultimamente molto ben ristrutturate, ma purtroppo inutilizzate, come diremo. Ma non per tutti è andata bene naturalmente, ma nella stragrande maggioranza dei casi sì. Non per tutti è necessario un ricovero, non per tutte le persone con un problema alcol correlato è necessario un ricovero, ma per il 10-15% è assolutamente necessario, per vari motivi, problemi fisici, relazionali, psicologici. E quindi venir meno una cosa di questo tipo significa inficiare in un numero elevato di situazioni la possibilità di effettivo cambiamento, quindi come dire, una riscoperta della gioia di vivere in un modo sobrio.
È un problema complesso e non è solo, non sempre c'è un grave problema magari di tipo sanitario, medico, ma quasi sempre c'è comunque, perché l'alcol è una brutta bestia, sono decine e decine le malattie, le condizioni, no, di malattia dove l'alcol c'entra, magari in percentuale diversa, però non sto facendo l'elenco, ma le assicuro sono molte decine le malattie, no? Dove l'alcol c'entra e la fa da padrone, insomma. E giusto appunto accettare magari qualche volta, anzi più di qualche volta, obtorto collo, no? Il ricovero significa fare un passo importante verso la consapevolezza, verso la presa di fatto visione della propria situazione e della necessità, come dire, non più rinviabile, ecco, di prendere in mano o farsi aiutare a prendere in mano la propria esistenza per cercare di raddrizzarla in qualche maniera e di scegliere una strada di maggior responsabilità e di miglior qualità di vita. Nei miei 69 anni, non tutti di attività chiaramente, ma una quarantina di attività medica, le posso assicurare che non ho conosciuto niente e nessuno di più democratico. È assolutamente trasversale. Naturalmente le condizioni, le risposte, le situazioni in cui si possono trovare le persone magari differiscono a seconda del livello di istruzione e del livello di possibilità economiche, ma da un punto di vista dei meccanismi di come si instaura un problema di questo tipo e soprattutto delle conseguenze sul piano fisico, sul piano psicologico, sul piano relazionale, sul piano emozionale, chiaramente riguarda ogni persona di qualsiasi provenienza e di qualsiasi portafoglio e livello di istruzione. Poi che cosa è successo? Che cosa ha portato alla chiusura di questo reparto? Il reparto andava naturalmente molto bene, noi strutturati con l'equipe, come dicevo prima, formata, anche magari con qualche ricambio ogni tanto, ma con il mantenimento di una cultura dell'equipe, perché è importante che l'equipe sia multiprofessionale, quindi non solo medici o solo infermieri, ma medici, infermieri, assistenti sociali, psicologi, educatori, tutti per concorrere a una lettura, tra virgolette, no? Della situazione la più completa possibile, perché molte sono le sfaccettature di ogni persona, di ogni umano, nelle relazioni, nella complessità. Quindi l'equipe continuava a lavorare molto bene, con buone soddisfazioni, la possibilità anche di avere un ammodernamento della struttura, perché l'azienda nel tempo, ma soprattutto l'ultimo intervento, è stato un intervento piuttosto importante e gravoso da un punto di vista dell'ammodernamento e quindi un investimento in risorse, in denaro importante. È arrivato il Covid, è arrivata la pandemia. La pandemia che ci ha costretto, come vari reparti, varie situazioni, chiaramente, a chiudere, perché la struttura di Auronzo è diventata una struttura dedicata proprio all'accoglimento delle persone, no? E quindi con i famosi reparti Covid, insomma, il primo piano, che era la struttura per anziani, è stata riconvertita a reparto Covid e chiaramente tutto quello che c'entrava dentro la struttura ha dovuto o chiudere o pensare a risistemarsi da altra parte. Insomma, questo non è stato possibile con l'alcologia, con il reparto di alcologia, per cui abbiamo dovuto chiudere, mandare a casa le persone, naturalmente annullare le decine e decine di prenotazioni che nel frattempo si erano formalizzate, avvisare le strutture, i medici, le famiglie, perché le persone qui sono arrivate non solo su indicazione medica, ma anche su iniziative delle singole persone, su iniziative delle amministrazioni comunali, i sindaci. Io ho conosciuto qua parroci, sindaci, veramente persone bravissime che si sono fatte carico della difficoltà dei loro concittadini o dei loro parrocchiani, dei loro vicini,
Abbiamo dovuto naturalmente, con grandissimo magone devo dire, insomma, però consapevoli che la situazione era una situazione drammatica, abbiamo chiuso in attesa che la situazione naturalmente si risolvesse per poter riprendere. Purtroppo le condizioni sono tornate. No? Da un anno sarebbe stato possibile riprendere in mano la questione, ma è subentrato un altro aspetto drammatico che riguarda la scarsezza e la difficoltà a reperire personale medico, perché il sottoscritto è andato in pensione il 1° febbraio del 2021. Naturalmente io poi ho accettato senza remore, insomma, e senza difficoltà la richiesta di fermarmi, no, continuare ad operare con un orario chiaramente limitato, ma la possibilità, malgrado l'istruzione di più concorsi, la richiesta a 360 gradi di poter reperire un medico a tempo pieno, in questi 2 anni è stata assolutamente inefficace, con nessuna risposta positiva. Abbiamo allora pensato con l'amministrazione, devo dire che l'amministrazione, anche l'attuale, anche la precedente naturalmente, ci ha provato, abbiamo fatto in modo che ci fossero dei concorsi che sono andati deserti, cercato di sentire se persone erano disponibili da altri reparti venire qui, eccetera, ma insomma il risultato ancora non c'è stato. Abbiamo anche valutato eventualmente la possibilità di andare da un'altra parte, no? Sempre nell'ambito naturalmente della nostra azienda, ma così non è stato ancora possibile, perché proprio l'impedimento dovuto alla mancata reperibilità di personale medico, perché il resto dell'equipe c'è, anche perché noi qui abbiamo continuato ad operare comunque come servizio ambulatoriale. È chiuso il reparto, non è chiuso il SERD, cioè il servizio ambulatoriale per tutte le dipendenze, quindi anche per l'alcol. Noi continuiamo a vedere le persone con problemi di sostanze, con problemi legali, con problemi di alcol, con problemi di gioco d'azzardo, con problemi di dipendenza tecnologica, eccetera, perché quello è il mandato istituzionale. Il SERD è sempre rimasto aperto, quello che purtroppo è chiuso e che rimane chiuso dall'aprile del 21, sì, dall'aprile del 21, è la mancanza di un medico. Ecco, diceva questo, lei ha dato moltissimo a questa struttura, ma anche la struttura ha dato molto. Certo, io e tutti i miei collaboratori chiaramente, perché io parlo a nome personale, ma devo dire sempre parlo a nome dell'intera equipe naturalmente, che si è strutturata e che come me ha vissuto con grande tristezza questa situazione, perché è come se ci siamo trovati privati di un qualche cosa sul quale abbiamo investito e nel quale abbiamo sempre creduto tantissimo, ma i riscontri, i risultati ci hanno sempre dato ragione su questo, e quindi è chiaro che c'è un rinforzo importante, e tutti noi, io parlo per me, ma sono sicuro anche per i collaboratori, abbiamo ricevuto da un punto di vista proprio dell'esperienza sia professionale ma soprattutto umana un'energia, un'esperienza, una possibilità enorme. E allora ci pare veramente un peccato non poterla ancora mettere o poterla fare solo parzialmente, insomma, e non in una maniera come siamo stati abituati a fare per tanti decenni. Ecco, questo mi preme sottolineare, insomma. Mi dispiace molto, anche perché la collaborazione poi con i territori, e quindi soprattutto non solo con i medici e le strutture delle varie parti d'Italia, ma soprattutto con la rete dei club alcologici territoriali, perché la metodologia che noi abbiamo adottato fin dal 1983
si è sempre basata proprio su questo, sull'approccio familiare, sul metodo che il professor Rudolin, la professoressa Wisnia, sua moglie, psichiatri e neuropsichiatri croati, fin dagli anni 60 hanno impostato e regalato anche all'Italia, devo dire, perché fin dalla creazione del primo club del 79 ancora a Trieste, ma velocemente anche qui, perché ad Auronzo, a Tai, si sono aperti i primi club d'Italia, tra i primi club d'Italia, cioè una delle zone queste dove, dopo la contaminazione triestina e friulana e trevisana, diciamo, perché a macchia d'olio si è un po' espansa, ma è stata già dai primi anni '80 una situazione che ha visto le famiglie cadorine e bellunesi e feltrine avere la possibilità di affrontare questi problemi in un modo aperto e non più con la vergogna, col capo chino, ma alla luce del sole. L'apertura dei club nei paesi, nei territori, significava non andare in giro col megafono e dire io sono... no, ma di sentirsi più sereni, di essere in grado di poter essere anche soddisfatti e anche orgogliosi di scelte, come dire, di vita diverse da prima. E questo noi l'abbiamo sempre sottolineato, è importante. La cultura sanitaria, la cultura generale ha avuto bisogno di un'esperienza di questo tipo e credo che ne ha ancora bisogno, perché i problemi non sono diminuiti. Anzi, le situazioni di questi ultimi 2 o 3 anni, il Covid e tutto quello che ha significato, ha comportato un aumento delle problematiche, non un congelamento o un azzeramento. Noi siamo fermi, ma l'alcol lavora tantissimo e non si stanca mai.